Per quanto riguarda questo primo provvedimento della sessione di bilancio, la legge di stabilità, anche alla luce della discussione che ha animato il confronto di quest'Aula durante tutta questa giornata, esprimo ovviamente a nome del Partito Democratico il nostro voto contrario al provvedimento, pur apprezzando alcuni interventi che sono contenuti in questo progetto di legge, primo fra tutti l'intervento di natura fiscale a favore delle IPAB. Ma ciò che ci preme sottolineare con questo voto contrario è ovviamente la nostra non condivisione delle decisioni che quest'Aula ha deciso di assumere in merito all'addizionale IRAP e anche, devo dire, per le modalità con cui questa decisione si è sviluppata e maturata, perché rimaniamo convinti che sia stata una decisione che anche questo Consiglio subisce, perché assunta in realtà lontano da qui, con meccanismi poco trasparenti in riferimento alla dialettica politica e democratica che dovrebbe stare dentro questo Consiglio regionale, e per la volontà evidente, marcata anche oggi, del Presidente Zaia di sottrarsi al confronto con questo Consiglio regionale su un tema così rilevante che non riguarda il consenso, la credibilità, la forza di un leader, ma riguarda la capacità di un territorio di corrispondere alle esigenze dei propri cittadini. Voteremo contro perché, oltre a aver rigettato le nostre proposte di addizionale IRPEF, notiamo anche la mancanza di una proposta alternativa di recepimento delle risorse che possa essere realmente capace di sciogliere i nodi che ci aspetteranno nei prossimi mesi e che ci costringeranno a scelte sì dolorose, magari non per il consenso del Presidente, ma certamente per i cittadini del Veneto. Vorrei però che fossero chiari due cose. Dopo questo voto, la spiegazione "non ci sono i soldi per fare qualcosa" è una giustificazione che riterremo inaccettabile, perché i soldi ci sarebbero e si è scelto di non andarceli a prendere. E dopo questo voto io credo che anche la nostra capacità di incidere nelle scelte che avverranno in altri luoghi sarà ridotta, perché quando andremo a Roma a chiedere più soldi per il comparto sanità, perché non ce la faremo con le risorse che abbiamo, quando andremo a Roma per chiedere più soldi per il trasporto pubblico locale, quando andremo a Roma a chiedere più soldi per il fondo della non autosufficienza, quando andremo a Roma insieme al Presidente Conte e alle organizzazioni rappresentative dei comuni a dire che gli enti locali non ce la fanno, a Roma ci chiederanno se noi la nostra parte l'abbiamo fatta oppure no. E siccome noi la nostra parte di sacrificio non l'abbiamo fatta, io ho come l'impressione che anche la nostra capacità di contrattazione e di richiesta di supporto e sostegno ad altri livelli sia ridimensionata. Per tutte queste ragioni, dunque, voteremo in maniera contraria a questo provvedimento.